Si torna a parlare di raccolta differenziata porta a porta, che sin dal suo avvio ha registrato numerose problematiche, alcune delle quali non ancora risolte. Tra queste ad esserci stata denunciata è quella vissuta dai cittadini del centro storico, le cui abitazioni si trovano in prossimità di scale, vicoli o cortili, e per i quali il servizio porta a porta non è garantito egualmente rispetto a tutti gli altri cittadini. Il dato negativo non è rappresentato tanto dal collocare, su richiesta dei netturbini, i mastelli in specifici punti in comune di raccolta, quanto dal fatto che in questo modo si sono create vere e proprie discariche a cielo aperto, soprattutto da parte dei cittadini che in modo non conforme depositano i loro rifiuti. Al microfono la denuncia dei cittadini. Il disagio che la nostra famiglia vive, ma non solo, anche un disagio che accomuna il vicinato, è quella della mancata raccolta da parte degli operatori ecologici della spazzatura porta a porta. È un problema che riguarda tutte le abitazioni che si trovano a ridosso di una scalinata e gli operatori ecologici non sono obbligati a raccogliere quindi la spazzatura porta a porta, per cui gli abitanti si vedono obbligati a portare la spazzatura sul marciapiede in prossimità della strada principale e lasciare lì i loro rifiuti. Ma cosa succede ovviamente? Che questi rifiuti, come potete anche notare, lasciati incustoditi su un marciapiede, diventano un cassonetto a cielo aperto e molti passanti e anche altri abitanti del vicinato si trovano a depositare i loro rifiuti. Cosa succede? Che se noi a casa facciamo una raccolta differenziata e quindi stiamo attenti a differenziare il secco dall'umido, la plastica dalla carta, dal momento che tutti i vicini e i passanti lasciano lì i propri rifiuti, la raccolta differenziata non esiste più, diventa un pezzaio di indifferenziato. È un'estate che vedo i turisti che si soffermano proprio nella scalinata, perché tra l'altro c'è un bellissimo paesaggio e i turisti si sono ritrovati non solo la spazzatura, ma fino a qualche mesetto fa, dopo tante segnalazioni, hanno tolto l'erba, che era pienissima la strada di erba, che tra l'altro ho segnalato tantissimo questo discorso dell'erba, nonostante queste segnalazioni sono venuti solo un mese fa e sono prettamente allergica all'erba e l'ho pure detto tante volte al comune, ma nessuno era venuto fino allo scorso mese e i turisti guardavano il paesaggio, ma li sentivo pure parlare, quelli che ovviamente capivo, che si lamentavano della strada come era sporca, oltre alla spazzatura tutta l'erba che c'era.